Benvenuti su Talker TIC, informazione libera e sincera. A Palazzolo Acreide, in Sicilia, si rinnova l'antica e sentita devozione a San Sebastiano Martire. Dall'8 al 17 agosto, la città si anima per una delle celebrazioni religiose più coinvolgenti del meridione, che unisce antichi riti a un grande spettacolo di fede. Il culmine dei festeggiamenti è fissato per il 10 agosto. Ma la festa entra nel vivo già la sera della vigilia, il 9 agosto, con il rito emozionante della svelata. All'interno della basilica, il secentesco simulacro del santo viene svelato ai fedeli, che lo accolgono con grida di Viva San Sebastiano e applausi. La mattina del 10 agosto, la città si sveglia con lo sparo a cannone e la partenza del tradizionale carro del pane, che raccoglie le ciambelle votive. Il momento più atteso arriva a mezzogiorno con la spettacolare sciuta, l'uscita del simulacro e della reliquia dalla basilica. Una pioggia di inzareddi colorati avvolge la piazza, mentre i portatori, a spalla nuda, sorreggono il santo tra la folla. Il corteo è scandito da riti toccanti, come l'offerta dei neonati al santo e la catena umana lungo via Fiumegrande. La festa si conclude il 17 agosto con l'ultimo saluto al santo, il rito della velata e uno spettacolo pirotecnico finale. Se l'articolo ti è piaciuto, condividilo con chi vuoi, sui tuoi social. È un gesto che a te non costa nulla, ma per noi è fondamentale e ci aiuta a crescere. Grazie!